Buongiorno e come sempre ben ritrovati con ore 13, siamo in diretta, buon lunedì, anche il primo lunedì di dicembre, ci avviciniamo ormai alle festività di Natale. Vi ricordo il numero telefonico per intervenire 049 49 06 054. E oggi di che cosa parliamo? Parliamo di lavoro. Che lavoro c'è in Italia? Che prospettiva c'è? Siamo una nazione che va verso il fallimento? Qual è l'offerta formativa, lavorativa per i giovani, ma anche per chi ha perso il lavoro? Commenteremo il tutto con Luciano Sandonà, consigliere della Lega in Regione Veneto. Benvenuto. Buongiorno a tutti. Ecco. Poi abbiamo il piacere di avere in studio con noi Vittorio Ivis, segretario provinciale del Partito Democratico, benvenuto. Buongiorno, grazie per l'invito. E abbiamo il piacere di avere in studio con noi Cristian Ferrari, segretario generale della CGIL del Veneto, benvenuto. Buon lunedì e buongiorno a tutti. Ecco, allora segretario senta, nel 2018 un italiano su 5 aveva il classico contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, cioè parliamo di 12 milioni e 211 mila persone, il 20% della popolazione. 2 milioni 116 mila avevano un contratto a tempo pieno ma a termine, 3 milioni 569 mila parziali, di cui una metà praticamente a termine e una metà a tempo diciamo indeterminate. E la domanda è, ma perché gli italiani non lavorano? Perché c'è una bella fetta anche di italiani che sono improduttivi, perché a guardare poi quello che ci raccontano anche i sondaggi si sentono anche molto demotivati. Giovani che hanno studiato non trovano la professione per ciò che hanno studiato. Quelli che sono stati, come direbbero gli inglesi, kickati, cioè mandati fuori dal mondo del lavoro a 50 anni, cosa succede? Non hanno una grande prospettiva nemmeno loro. E allora, qual è la situazione? Siamo davvero una nazione fallita su questo? Una nazione fallita no, nonostante tutti i problemi gravi che abbiamo, soprattutto per come si sono sviluppati negli ultimi 10 anni, dopo la grande botta del 2007-2009, è chiaro che il lavoro continua ad essere, almeno dal nostro punto di vista, la grande priorità e la grande emergenza. Detto questo, siamo una nazione che ha le potenzialità, le caratteristiche, le risorse, a cominciare da quelle inespresse, inutilizzate, di una diciamo così, bacino di potenziali lavoratori che non trova impiego, per potersi rialzare e riprendere una prospettiva di sviluppo. Il punto è molto semplice. Me lo dice il punto dopo la telefonata? Perché se lo tenga a memoria che il punto è, allora Ferrari ha detto il punto è semplice, 049 49 06 054. Pronto, buongiorno e buon lunedì. Salve, buongiorno a tutti. Chiedo scusa, io sono Angela da Verona. Buongiorno. Salve, niente, volevo solo sottolineare una cosa particolare. Io ho 62 anni e sono un po' di anni che non lavoro perché non ce l'ho e non esiste lavoro. Recandomi al centro per l'impiego mi è stato dato un assegno per il lavoro dove io l'ho dovuto portare in un'agenzia che in pratica a 62 anni avrebbe dovuto farmi formazione. Questa formazione, da quello che ho fatto io nel recente, cioè non è stato altro che parlare io con la signora dell'agenzia, così faccia a faccia, per 12 ore, scaglionate 2 ore, 3 ore, quando c'era il tempo di disponibilità per l'agenzia. In pratica, l'agenzia, per quello che ho capito, percepirebbe 6.000 euro dallo Stato. Per questo? Dallo Stato per questo discorso. Alla fine concluso il discorso, io ho fatto questo corso, presento corso, perché poi non è stato nulla di che, e mi è stato detto bisogna che aspettiamo, vediamo se qualcosa un domani può uscire per il suo essere, come metterla per la sua posizione. A 62 anni. Quanto ha aspettato, signora? 3 anni di lavoro per raggiungere i 35 anni di lavoro. Cioè in pratica. Scusi signora, lei questi colloqui alla fine che lei ha fatto li ha terminati adesso? Da che li ha terminati? Quanto è passato? Da quant'è che attende? Sono 20 giorni che è passato. 20 giorni. Ok. 20 giorni. Da 20 giorni. Quindi lei si aspetta adesso che ha fatto il corso e tutto che qualcuno la ricollochi nelle mansioni per le quali è stata predisposta o preposta? Si presume, ma mi è stato già detto di no. Non la sento. Le è già stato detto cosa?
mi è stato già detto che è un po' difficile. Beh, allora, senta, intanto io le auguro tanta buona fortuna e se c'è qualcuno magari che in quella di Verona possa offrire un posto di lavoro alla signora, mancano 3 anni per andare in pensione, anche questa non è una cosa semplice, Ferrari, ha capito? Perché anche la signora qui insomma ha fatto questi colloqui, queste cose, però le sembra di non essere stata formata, diciamocela così. Sì. Allora lei stava dicendo, il punto è semplice in Italia perché? Perché noi abbiamo ancora un'emergenza quantitativa sul lavoro. Se apparentemente dopo 10 anni siamo tornati in base alle statistiche sulla base del numero di lavoratori che avevamo nel 2008, nella realtà il monte ore lavorato, che è il vero indicatore oggettivo, è di gran lunga ancora sotto a quei livelli, siamo a meno 4%, quindi c'è un elemento di questo tipo. Cosa è successo? Che nel frattempo il lavoro è diventato più precario, più discontinuo, più povero, abbiamo avuto l'esplosione dei part-time involontari, cioè è vero che c'è più gente che lavora, ma lavora sempre meno e lo fa mica per scelta di conciliazione con la propria dimensione di vita privata, ma lo fa perché non ha dall'altra parte. Allora c'è un punto di questo tipo, come si affronta il problema di mancanza di lavoro? Dopo 20 anni, 30 anni che ci siamo illusi attraverso le riforme, i decreti, gli interventi legislativi, bisogna tornare al cuore della questione. Il cuore della questione è che il lavoro lo si crea soltanto rilanciando gli investimenti pubblici, gli investimenti privati. Gli investimenti privati oggi come oggi continuano ad essere in difficoltà, bisognerebbe rilanciare un grande piano, per così dire, di investimenti pubblici che fa anche da volano rispetto al settore privato. Quindi sugli obiettivi avremmo solo l'Ilva, all'Italia, ma io dico questo, messa in sicurezza del nostro territorio, delle nostre infrastrutture, delle scuole, cioè avremmo soltanto l'imbarazzo della scelta, poi tanti ci dicono che bisogni. non possiamo spenderli perché l'Europa non vuole. Beh, intanto inizierei col velocizzare e sbloccare quegli investimenti pubblici che sono già stanziati e quindi non hanno il problema di vincoli. Mi pare che abbiamo usato poco più di 4 miliardi di euro invece di usare l'intera somma anche per il rischio idrogeologico nel nostro paese, e questo lo sappiamo. Senta Luciano Sandonà, intanto ricordo il numero di telefono 049 49 060 54. Voi che siete a casa, cosa pensate del mondo del lavoro? Che lavoro secondo voi c'è in Italia? Perché lo sentiamo questa litania di Alitalia, il caso appunto dell'ex Ilva, è una situazione difficile. Allora anche la signora ci fa riflettere perché lei dice mi mancano 3 anni per arrivare alla pensione, lo Stato ha garantito per questi pseudo corsi, come ha detto lei, 6.000 euro, però io non ho nulla in mano e già mi hanno detto che sarà praticamente difficilissimo ricollocarmi. Sì, anche la signora fa la telefonata della signora è indicativa di quello che succede, diciamo, nel mondo reale, nella società civile, cioè in questo e nel mondo del lavoro. In questo caso fa riferimento diretto al fatto che magari anche il lavoro, per esempio in Veneto, ce n'è, ma ce n'è di un certo tipo. Cioè la qualità di... Per esempio c'è bisogno di persone specializzate in certi determinati settori dove verrebbero immediatamente assunte o comunque troverebbero con molta facilità un posto di lavoro, ma occorrono delle persone già formate che magari hanno già fatto degli anni, diciamo, di lavoro, di esperienza in certe aziende, mentre poi c'è da dire che anche l'offerta di lavoro negli ultimi anni è profondamente cambiata, cioè pensiamo... non è che tutti vogliono essere riders, questo è il problema. Pensiamo ai riders, ma il fenomeno Amazon, o il fenomeno, come veniva detto giustamente, tutto... le grandi catene dell'e-commerce, le grandi catene di e-commerce, perché se mi dice i nomi a colore dei giornalisti dice abbiamo detto la marca. Dico e-commerce, quindi abbiamo fatto riferimento a una marca che fa riferimento anche alle altre e che dà un po' l'idea anche del fenomeno, perché quando si parla di lavoro sempre più precario e sempre più mal pagato,
si fa riferimento anche a un tipo di lavoro che parte da certe determinate realtà. Ma allora, cioè partiamo da lì. Una volta negli Stati nati. Uniti, quando si parlava di uno stipendio base, si parlava dello stipendio della McDonald's, cioè si diceva da quello stipendio si parte e si fa un ragionamento, ed era lo stipendio con cui venivano pagati, diciamo, i lavoratori base. Qui adesso si rischia di fare riferimento a queste figure che elencava anche lei, i riders. Ci chiediamo che tipo, addirittura sono stati messi all'interno di un decreto per riuscire a normare in qualche maniera e anche a tutelarli dal punto di vista anche pensionistico, eccetera, queste figure che erano delle figure nuove. Però torniamo al discorso di prima. Tutto questo ha messo in movimento un'offerta di lavoro, un mercato del lavoro che è profondamente diverso da quello di 10 anni fa, quando si faceva riferimento all'ultima grande del lavoratore. A parte quello, ma le aziende stesse offrono dei posti di lavoro che sono diversi da quelli di qualche anno fa, quindi dobbiamo porci anche, secondo me, delle ulteriori domande rispetto per esempio al problema effettivo della signora che ha... Ne mancano 3 anni per andare in pensione, poveretta. Al classico 50enne, 55enne che ha la famiglia da mantenere, magari è stato coinvolto in una crisi aziendale, cioè ricordiamo che anche in Veneto ci sono delle crisi aziendali, nel nostro paese, in Italia, ci sono delle crisi aziendali importanti di grosse aziende che coinvolgono più di 200.000 lavoratori nel paese in generale, e quindi insomma ci troviamo davanti a delle persone che difficilmente trovano un altro posto, magari hanno fatto tutta la vita quel lavoro lì. E poi magari fanno nel centro per l'impiego e dicono, ma insomma non mi sa che tanto troverà lavoro. 049 4906 054, cosa pensate del mondo del lavoro, di questo lavoro in Italia? Ce ne sarà sempre meno, la qualità sarà sempre inferiore, e allora vi aspettiamo subito dopo la pubblicità con Vittorio Ivis. Eccoci qui, siamo tornati in diretta. 049 4906 054, Vittorio Ivis, aspetti la telefonata. Pronto, buongiorno. Buongiorno, io non la sto vedendo perché adesso ci vediamo. Buona giornata. Buongiorno signora. Dunque, io di solito vi seguo sempre, non sono tante volte fortunata che ho l'onore di parlare con lei, comunque adesso lo sto facendo. Eccoci. Comunque sto ascoltando il discorso dei lavoratori e delle agenzie. Una volta c'era l'ufficio collocamento che si occupava dei posti dei paesi più vicini agli operai, e non mi venga a dire che una persona di 62 anni deve andare a fare un lavoro di formazione per fare 3 anni di lavoro, che una voltona, quando io ho lavorato, io ho sempre lavorato, ecco, e ho interrotto tante volte il mio rapporto di lavoro per motivi dei figli. Ecco, c'era l'ufficio collocamento che mi chiamava, signora c'è così, c'è colà, le interessa. Io non so, tutte queste agenzie che si beccano un sacco di soldi e là ci navigano sopra e non è corretto. E un'altra cosa, non trovo motivo che una signora di 60 anni, non so quanto, non ho capito bene, 62? Che deve fare la formazione per riprendere un altro lavoro per 3 anni, ma siamo impazziti. Ma quelli che fanno sto lavoro, che sono ai piani alti, ma hanno perso la bussola. Signora, grazie, intanto grazie perché ci ha offerto anche uno spunto sul quale comunque volevamo intervenire, poi il problema anche delle donne, che nel nostro paese è un problema serio il lavoro per le donne. Grazie, 049 4906 054. Allora, i problemi sono molti, il principale è che l'Italia, indipendentemente dal colore del governo, non riesce a fare una programmazione, cioè si guarda ovviamente all'oggi, a strizzare l'occhio al corpo elettorale, perché poi non sai mai quando puoi andare a votare. Questa è l'Italia. Una programmazione potrebbe pensare che da qui, non so, al 2030 molti robot sostituiranno il lavoro degli uomini, non so, penso in Giappone, in Cina stanno progettando il robot maggiordomo per sostituire le badanti, glielo dico perché sta capitando anche questo, cioè
ha capito, il mondo del lavoro cambia, noi non ce ne accorgiamo e quando ce ne accorgiamo, Sì, ahimè, anche siamo se in sul realtà binario sbagliato, il treno è passato. Leggevo che diverse ricerche dicono anche che, come dire, la macchina non sostituirà mai veramente completamente l'uomo, perché poi la battuta più banale è quella di dire che serve qualcuno che la comandi questa macchina, no? Ma in realtà comunque ci sono una pluralità di lavori che semplicemente cambiano, si trasformano nel tempo, e anche con una maggior presenza, che questa è indiscutibile, andrà anche a crescere, di robot insomma, nel mondo del lavoro, comunque ci sarà insomma, la necessità di persone che insomma, svolgono nuove funzioni. E il tema secondo me è un po' questo, cioè il fatto che effettivamente da un lato il mondo del lavoro sta cambiando moltissimo e questo è innegabile, quindi come ogni volta quando si cambia un paradigma bisogna ritrovare degli equilibri e nessuno ha forse la ricetta in tasca prestabilita. Dall'altro però anche il fatto che oggettivamente come dire, la mancanza di certezza, lei parlava prima giustamente di programmazione, forse non aiuta anche ad individuare nuovi percorsi per chi in realtà il lavoro lo cerca e chi lo vorrebbe acquisire. Io faccio sempre una riflessione, cioè il fatto che quando ero piccolo mi ricordo che la maggior parte dei genitori, insomma di quelli della mia generazione o al massimo i nonni, tendenzialmente se lavoravano in una fabbrica ci entravano a una certa età e ci uscivano pensionati. Ecco. Oggi questa cosa è oggettivamente inimmaginabile per tutti coloro che appartengono alla mia generazione, perché c'è questo pluralismo, diciamo, delle attività che a volte riguarda anche solo un anno. Dire, cioè. Esatto. Però se vogliamo provare a dare una risposta, ecco. Perché è chiaro che poi l'analisi e la sintesi sono molto articolate e complesse, io mi trovo in sintonia con quello che diceva prima anche il segretario regionale della CGIL, cioè noi dobbiamo in qualche maniera facilitare e spingere gli investimenti. Allora, negli investimenti pubblici forse la cosa è anche molto più semplice da analizzare, perché semplicemente bisognerebbe farne di più e farli meglio, perché se portiamo come esempio il Mose, giusto per citarne uno, è chiaro che al cittadino medio, come dire, gli passa subito la voglia, per tornare anche a quel ragionamento che c'era all'inizio, quando si diceva che la spaccherebbe in testa a qualcuno. Esattamente, perché... quando si diceva che però c'è anche un clima in Italia che forse non facilita come dire, il fatto che qualcuno cerca con fiducia il lavoro nella convinzione di poi trovare una soddisfazione e quindi molti rimangono anche a casa. Mentre sul lato privato io penso che qui sì la politica possa fare molto. Sicuramente questo governo, almeno nella finanziaria che si è trovato dovendo coprire 23 miliardi per disincentivare le salvaguardie IVA, non ha avuto grande spazio di manovra. Ci auguriamo che il prossimo anno invece si possano fare investimenti direttamente mirati a quest'ambito, perché è chiaro che senza lavoro l'economia non si può pensare che faccia grandi salti di qualità. È anche vero che leggevo insomma in questo prossimo trimestre o semestre ci dovrebbe essere a livello economico già dei primi passi in avanti. Me lo spero, perché gli ultimi dati che ci raccontano Vittorio Ivis è che l'Italia, nell'ultimo trimestre è calata l'occupazione, ci sono stati 60.000 posti di lavoro in meno, questi sono i dati dell'Istat, ma soprattutto a livello dei paesi, nelle analisi dell'Ocse abbiamo perso 7 posizioni sulla competitività. Cosa vuol dire? Che, insomma, come diceva, ve lo ricordate, Funari, gnafa, quando diceva ce la faremo o non ce la faremo. Prendo la telefonata, pronto, buongiorno. Ah, ecco, niente, la riprenderemo dopo. 049 4906 054. È un problema serio. Tra l'altro mi fa piacere che hanno chiamato 2 donne Ferrari, perché il problema delle donne è un problema serio. Chissà quante donne ci stanno guardando, hanno versato i contributi 15, 18, 20 anni e poi cosa è successo? Non le vedono più perché hanno dovuto tirare questi figli e il part-time non gli fa tutti quanti i contributi necessari. Cioè per la donna è una situazione devastante. Tantissime donne poi dopo il primo figlio cosa succede? Non vanno più a lavorare perché non hanno l'asilo nido. Certo. Allora mi racconta tutta la figura femminile dopo la telefonata. Pronto, buongiorno. Pronto? Pronto? Sento che c'è qualcuno. Signore, signora? Pronto? Niente, la prendiamo dopo. Allora, il problema delle donne è un problema serio. Le donne sono veramente la maggioranza in questo paese e che cosa succede? Succede che nel mondo del lavoro sono quelle che ci rimettono dal punto di vista salariale se lavorano nel privato. Se fanno i figli, spesso il lavoro lo perdono, i contributi anche dopo 12, 13, 15 anni se ne vanno. I contributi non se li possono versare perché costano tantissimo e quindi che figura è?
Ma la condizione femminile probabilmente è la vera priorità nel problema lavoro complessivamente inteso del nostro paese e anche della nostra regione. C'è una questione che riguarda i livelli occupazionali, noi siamo lontanissimi come occupazione femminile dalla media, quantomeno ad esempio europea, ed è ampiamente dimostrato con tantissime evidenze, ma basta guardare anche i paesi che da questo punto di vista sono più avanzati, che una maggiore partecipazione femminile nel mercato del lavoro rende un paese più moderno, più produttivo e soprattutto dà una spinta forte. Allora qui il punto qual è? Primo, c'è un gap, così, si dice no, gender gap, no, mettiamola così, una differenziazione, discriminazione, diciamo così, tra uomini e donne nel mercato del lavoro che va anche al cuore. Primo, l'occupazione. Le donne in Italia lavorano troppo poco e qui ci sono tutte le considerazioni che anche prima si facevano. Non è soltanto una questione squisitamente di mercato del lavoro, ma è un modello di società che, per usare un eufemismo, non incentiva le donne a lavorare, a cominciare dal fatto che in questo paese il lavoro di cura è ancora largamente sulle spalle delle donne. E questo io penso che sia un elemento di grande arretratezza sociale che l'Italia sconta rispetto anche agli altri paesi. Qui c'è un problema che secondo me, certamente i bonus, tutto quello che volete, ma va ricostruita una rete di servizi pubblici che tra le altre cose affrontino domande sociali che ci sono, dalla non autosufficienza alla scuola dell'infanzia, e che indirettamente diano anche la possibilità alle donne, che purtroppo oggi come oggi hanno il monopolio del lavoro di cura, di poter appunto partecipare più positivamente al mercato del lavoro. Poi nel mercato del lavoro c'è una questione che riguarda la qualità del lavoro. Prima parlavo dell'esplosione del lavoro precario discontinuo e del part-time involontario. La stragrande maggioranza dei part-time involontari sono donne. C'è una discriminazione vergognosa nel lavoro in Italia. In Regione Veneto, tanto per capirci, una donna lavoratrice in media guadagna il 35% in meno di un uomo. Io devo andare in pubblicità, ma vi lascio con queste parole. Allora, avete capito, nella nostra regione così progressista, locomotiva del nord-est, una donna guadagna il 30%. In media il 35% Però in meno degli uomini. mi piacerebbe anche pensare, qualunque colore possa avere il governo, che una donna possa anche scegliere di fare come lavoro la casalinga e che ci sia un lavoro, una pensione per chi decide di fare questo perché ha un mestiere. 049 49 06 054, cosa pensate dell'Italia? Quando mandavamo i figli a studiare la chimica, perché c'era la chimica a Porto Marghera, quanta programmazione sbagliata. Torniamo dopo. Eccoci qui, siamo tornati in diretta, dobbiamo fare il retroscena della pubblicità perché stiamo commentando se i giovani hanno voglia o no di lavorare. 049 49 06 054, pronto, buongiorno. Buongiorno, Nadia da Treviso. Buongiorno Nadia. Niente, e buongiorno ai suoi ospiti. Volevo dire, una volta, quando c'era anche mio marito che lavorava, era uno statale, un portalettere, praticamente quando avevano finito c'erano dei suoi colleghi che andavano a fare altri lavori al pomeriggio. Dunque hanno già rubato allora il posto di lavoro ai giovani, perché lavoravano e poi al pomeriggio libero andavano in altre ditte. E allora questo faceva comodo a chi andava e anche ai titolari che offrivano questo lavoro. Non era meglio offrire il lavoro ai giovani, perché quello che faceva il portalettere aveva già il suo stipendio. Lì è un problema anche di controlli incrociati che in Italia... C'erano pochi controlli, pochi. Così è, ma si ricorda quelli che vanno a Genova, dov'era, che andava il vigile che andava a timbrare in mutande? Volevo dire, mio papà aveva un'autofficina, un elettrauto, aveva 12 dipendenti. Adesso, come può un artigiano assumere 12 dipendenti con quelle tasse e con tutto quello che le va dietro?
perché in tasca l'operaio ci resta ben poco. Certo. Come ho fatto oggi, sono andata a prendere la pensione di mio marito perché io non la percepisco, perché lui supera reddito. Praticamente io ho sempre fatto la casalinga. È un lavoro anche quello, dovrei essere rinumerata. Ha ragione. Per il lavoro che ho fatto. Signora Nadia, lei sfonda una porta aperta. Stiamo per la pensione a chi decide di fare come lavoro la casalinga. E mi sono trovata sulla 13ª, si sono trattenuti 380 euro di IRPEF. Signora Nadia, io la ringrazio. Grazie. Allora, caro Luciano Sandonà, un intervento rapido della signora, ma anche il suo. La signora Nadia ci pone anche questo dei problemi. Intanto anche lei, ci stanno chiamando tutte donne, di questo è indicativo del fatto che è positivo, però sono tutte donne che o non hanno la pensione, non hanno lavoro, cioè ci fa riflettere. E dice c'è anche stato tanto il problema del lavoro in nero, di chi era condiscendente, datore di lavoro, lavoratore, e questo porta via anche lavoro, magari ai giovani che invece di avere il portalettere abusivo che andava il pomeriggio da un'altra parte, poteva lasciare posto ai giovani. Mancano i controlli, mancano i controlli incrociati. Questo è un discorso che sui grandi numeri sicuramente una volta, e anche, cioè, ci sono dei casi anche adesso, diciamo, può fare anche la differenza, cioè è giusto che il lavoro venga lasciato a chi ne ha bisogno e si aiuti anche l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro. Ma avevamo anche il caso dell'operaio che faceva le sue 8 ore, rincasava alle 5 del pomeriggio, oppure faceva i turni, poi si coltivava il suo campo di grano, si coltivava i campi. Mezzadro. Sì, mezzo mezzadro, insomma, abbiamo tantissimi casi in provincia di Padova, sappiamo ci sono delle realtà diciamo produttive importanti nell'Alta Padovana, ma anche nella così è riuscita ad andare avanti l'economia? Certo, perché integrava il reddito e riusciva naturalmente nelle proprie proprietà. Vabbè, ma questo tutto sommato forse ci può stare a regolare. Anche questa era una forma di lavoro, di aiuto, abbiamo detto insomma che questa cosa è da condannare, perché poi questa cosa qua si rifletteva, era un lavoro pubblico, diciamo, perché il postino svolgeva un lavoro, le poste una volta erano si iniziava alle 5, pubbliche, finiva alle 2. Poi evidentemente facevamo un lavoro in nero, ma ce ne sono casi di questo. Ma poi è molto interessante che la signora ha detto: io, a parte che ho ritirato la pensione e mi hanno fatto una detrazione di 300 euro, poi ha ricordato anche che suo papà aveva un'autofficina o qualcosa del genere e aveva 12 dipendenti, adesso dice col cavolo che qualcuno potrebbe avere 12 dipendenti perché costano e perché forse anche il titolare andrebbe in difficoltà. Sarebbe più complesso il discorso, perché il mercato del lavoro in questo momento cioè il mercato anche di questo tipo di lavoro, no? Tipo l'autofficina, è diventato molto più complesso, si lavora con i computer, si lavora con un'organizzazione del lavoro che è diverso da una volta. E questo le casalinghe ringraziano, perché a togliere la smorcia, il grasso dalle tute era sempre un incubo, diciamola così. Vediamo le macchine, le apri, i motori sono... Con due robe, perché devo pagare 600 euro che con 2 penne hanno sistemato l'elettronica? Però il tema del lavoro per le donne è un tema importante, deve essere ed è fondamentale nel nostro paese. Pensiamo solo all'altro... Devo prendere la telefonata, porti pazienza, oggi va così. Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Franco da Udine. Buongiorno signor Franco da Udine. Oggi mi trovate carico. Cominciamo con le sardine. Le sardine non hanno mai lavorato, no? Hanno il telefonino d'ultima generazione, si dice. Hanno le felpe firmate, le scarpe non faccio diciamo pubblicità. Quando hanno lavorato mai? E noi cosa facciamo? Importiamo le badanti ed esportiamo il loro stipendio delle badanti, quindi due volte incasinati noi. Praticamente, la faccio corta,
a me mi viene il futun, come dicono a Milano, però qui in Friuli dicono a me mi scappano le madonne a questo punto. Grazie. Grazie che ci ha rasserenato in questo lunedì. Allora, andiamo un po' avanti. Senta, Vittorio Ivis mi fa delle sardine anche, cita questo, non hanno mai lavorato, sarebbero di quella categoria da NEET, non interessati al lavoro, che non hanno studiato, che non sono in questo momento abili e arruolabili, e li paragona ai paninari degli anni 80, perché ha vissuto gli anni 80, li ha paragonati ai paninari. Al di là del merito politico, che poi ci vengo, ma non condivido minimamente il giudizio che ha dato il signore. Io ieri ero in Piazza delle Erbe qui a Padova. Eravamo in 7.000, ma la cosa più bella è che c'erano soprattutto persone di tutte le età, compresi quelli che sicuramente hanno iniziato a lavorare ai 10 anni magari ed erano lì con noi. È vero, c'erano tantissimi giovani, io quelli che conosco posso garantire che non sono assolutamente dei nulla facenti, ma ben venga se ci sono stati anche dei NEET, me lo auguro sinceramente, perché almeno dice una scossa. E qui, come dire, apro e chiudo una parentesi, sono anche contento che oggi emerga naturalmente questo tema che io spesso porto anche nelle trasmissioni quando mi capita di andare, cioè appunto quello di tutti coloro che non lavorano e non studiano e più genericamente, insomma, rimangono a casa, a volte diciamo a poltrire, ma il senso è che queste persone hanno perso la convinzione che ci sia per loro una missione nella società, cioè che ci sia una soddisfazione da raggiungere. Quindi se una piazza come quella di ieri riesce però ad alzarli dal divano e a trasmettergli la convinzione che venendo in piazza a dire la loro, a partecipare a un grande messaggio collettivo, questo può migliorare anche la loro vita, può in qualche maniera lanciare un messaggio di fiducia, credo che quella piazza sia riuscita 2 volte, perché vuol dire che è riuscita a mettere in moto anche energie spente di una... Come? Io non ho guardato, ma erano firmati? Firmati? Erano firmati? Perché dice che sono firmati? Questo, insomma, onestamente eravamo tutti sotto l'ombrello, quindi non ho proprio fatto caso. Più che firmati. Perché il signor Sandro dice che sono tutti firmati, ripeto, come i paninari negli anni 80. No, io escludo categoricamente che questo possa essere lo stereotipo che prendiamo a riferimento, insomma, per la maggioranza di quella piazza, assolutamente. No, comunque era tutta gente, so che comunque non c'erano neanche bandiere, quindi era un movimento. No, non c'erano bandiere, c'erano dei canti molto liberi e molto chiari, ma devo dire anche trasversali. Credo che il messaggio forte che arriva è appunto di una popolazione trasversale nelle generazioni che ripudia l'odio e in qualche modo anche che dice che al populismo si può rispondere con un'azione sì di popolo, ma propositiva, che vuole guardare con fiducia al futuro di questo paese, che mi sembra un segnale molto positivo per l'Italia. Sai, per quello che le mamme dicevano mangia pesce azzurro che ti fa bene, ti dà magari sì, esatto, la sardina forse... Chi lo sa, chi lo sa. Ieri erano le sarde in saor, tra l'altro. Bene, vabbè, andiamo in pubblicità. Diciamo che era un messaggio contro Salvini, dai. No, vabbè, dai. Le sardine sembrano un messaggio contro Salvini, ma insomma... Io devo andare in pubblicità, 049 49 06 054, voi che siete a casa cosa pensate di questo lavoro in Italia? C'è, non c'è, che qualità di lavoro abbiamo, ma soprattutto, e questo poi vengo a Ferrari, c'è il problema che spariscono i lavoratori, non è che non ne nascono. E le donne sono a casa, non hanno uno stipendio manco da casa, ma non fanno neanche i figli. Torniamo dopo. Ci siamo scatenati durante la pubblicità sul perché le italiane non fanno i figli. 049 4906 054. Tutto questo perché Cristian Ferrari c'è il problema che spariscono i lavoratori. Non è che dobbiamo chiamare chi l'ha visto. Il problema è che in Italia negli ultimi 10 anni i nuovi nati sono calati del 24%. Ci sono state praticamente 136.912 unità, cioè sono nati un quarto di bambini in meno, che sarebbero quelli che ti garantiscono la pensione, quelli che ti garantiscono il futuro, quelli che ti garantiscono anche di chi ha un'azienda di tenerla aperta. Allora il problema è che le donne, se lavorano, vengono pagate il 30% in meno nel privato, nel pubblico anche lì poi chissà cosa succede quando fai un figlio, e allora non possono avere una pensione subito, se ce l'hanno inferiore, ma che società è? Che società è? È una società che invecchia inesorabilmente, che se non si dà un cambio di passo rischia davvero di declinare proprio fisicamente. Noi ormai siamo pienamente immersi in quello che si può definire un inverno demografico, perché quando tu hai crolli di natalità nel giro di 10 anni di quelle dimensioni, 24% è chiaro che stai compromettendo la prospettiva futura di un paese. La dimensione demografica è strettamente intrecciata con quella produttiva ed economica, perché la prima forza di qualsiasi realtà, comunità, paese, nazione è innanzitutto le persone, questo è il punto. Allora,
Qui c'è, a mio giudizio, per carità, poi i fattori, le cause sono tante, mettiamole così, da un punto di vista culturale fino a un punto di vista molto più materiale. Io vedo innanzitutto, se guardo questo crollo che è avvenuto negli ultimi 10-15 anni, è un po' complicato costruirsi un progetto di vita quando non hai nemmeno la garanzia di un lavoro, di una condizione economica, non dico di certezza assoluta, ma che ti faccia guardare a dopodomani. Ma questo lei dice in generale alla coppia? Questo in generale, cioè io penso che la crisi, l'insicurezza sociale, che è la principale insicurezza che noi viviamo oggi, poi viene molto spesso declinata sul piano ordine pubblico, eccetera, ma la vera insicurezza delle persone oggi come oggi è un'insicurezza sociale, pesi moltissimo anche in questo ambito qui. Abbiamo poi la condizione femminile che dicevamo prima, sicuramente l'Italia non è un paese per donne, anche da un punto di vista dei servizi, perché giustamente una legislazione lavoristica che incentivi, tuteli rigorosamente la donna sul piano del sostegno al reddito, della tutela, della continuità, non solo del posto di lavoro, ma della crescita professionale, perché molto spesso la maternità non è che ti fa anche perdere il lavoro, perché c'è anche quello, lavoro, ma ti fa perdere carriere, e questo perché tu stai a casa 9 mesi con tuo figlio, intanto in quei 9 mesi il tuo collega io inizierei ad esempio a fare delle scelte, anche se volete delle forzature, ma che servono anche da un punto di vista culturale, non solo il congedo di paternità obbligatorio e retribuito, non per 2, 3, 4, 5 giorni, per mesi. E lì si inizia ad inserire un elemento che può anche cambiare il clima. Allora, perché io ti prendo la telefonata, alla fine per un imprenditore assumere anche una donna o delle donne diventa anche una rogna. La donna diventa una rogna perché la prima domanda che non farebbero mai a un uomo è: ma lei ha figli, vuole far figli? A un uomo questo non lo chiederebbero mai. Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Giusy. Buongiorno Giusy. Dottoressa Daniela, mi permetta di dirle una cosa, lei quando noi siamo al telefono deve lasciarci finire il discorso. Ma io ho i tempi stretti, Giusy! Ascolti, perché lei ci sovrappone a noi e non si capisce quello che stiamo chiedendo, mi fa un favore. Signora vada, perché ho i tempi stretti. Dottoressa, perché tra che ci dice sempre il numero di telefono che lo vediamo scritto lì in grande, che non siamo ancora ciechi. Allora, mi lascia dire una cosa. Allora, vorrei sapere le sardine cosa vogliono sapere, che idee e che progetti hanno, che suggerimenti hanno per dare ai nostri politici, perché sono stanca di non capire niente, perché fanno tutti questi migliaia di persone, ma non spiegano bene cosa vogliono dai politici, perché ora che dicono tutto quello che è da dire, lucidamente, no, ma qua, ma là, ma su, che mettono in campo tutte le loro idee, allora noi a casa possiamo dare torto o ragione. La ringrazio. Grazie signora Giusy, la prossima volta vada diretta alla domanda. Allora, grazie. 049 4906 054. Stavamo dicendo che il problema, lo dicevamo anche durante la pubblicità, è che l'indice di fertilità, ad esempio, di una donna è tra i 28 e i 30 anni, 32. Ma chi cavolo si mette a far figli tra i 28 e i 32 anni in questa situazione? Allora, Sandona rapido, perché devo fare... il dramma in questo momento è che nei dati del nostro paese in generale è che è vero che c'è il calo praticamente consistente e ormai così progressivo anche dell'indice di natalità, ma anche della percentuale di donne fertili, diciamo nel... No, di donne in Italia ce ne sono tante, magari anche tanto fertili. Ma la percentuale di donne fertili è una cosa leggermente diversa, perché ci dà anche un indice di capacità, diciamo, di crescita demografica della popolazione, perché questo rischia di fare diventare nel futuro un circolo vizioso che va continuamente a far diminuire poi quella percentuale da cui dipende, che è il tasso di natalità, perché meno donne che hanno una certa età e che sono in grado di generare figli vuol dire tecnicamente anche un indice di natalità che diminuisce rispetto, diciamo, al totale della popolazione. Ed è questo il dato drammatico, perché si rischia di entrare in un circolo, diciamo, involutivo che non ci permetterà poi più di ritornare, diciamo, a una popolazione, a dei dati di popolazione che siano sufficienti a garantire anche
al Un nostro ricambio, paese. dice? Beh, un ricambio, una popolazione sufficientemente giovane, si parlava prima di inverno demografico, è quello che sta attraversando il nostro paese ma anche tutta l'Europa occidentale, certo, in generale. Il nostro paese è all'ultimo posto come tasso di natalità al mondo. Ma chiediamoci anche cosa saranno i servizi un domani, cioè i servizi che garantiscono i comuni, chiediamoci in cosa i piccoli comuni, per esempio del Veneto, parliamo per esempio di Padova, nella Bassa Padovana ci sono comuni che negli ultimi 10 anni stanno perdendo costantemente popolazione, nel Bellunese, nel Rodigino. Lo spopolamento. Lo spopolamento dei nostri comuni e l'invecchiamento della popolazione è drammatico. Cioè, quindi chiediamoci un domani se saremo in grado di garantire i servizi minimi, penso alla scuola, agli asili, al panificio, al piccolo centro. E torniamo al discorso delle crisi, dell'occupazione, pensando che ogni giorno in Italia chiudono 14 negozi. Ecco, allora, Cioè, ma pensiamo stiamo anche che noi perdendo assumiamo una classe. tanti, magari insegnanti, e poi dopo, paf, sparisce l'asilo nido, la scuola, perché non ci sono figli. Comunque il problema è che lavoro, che programmazione, giusto per chiarire, ma veramente brevissimamente, i VIS, le sardine, lei l'ha capito da che parte stanno? Io credo Stanno che... dalla parte della Lega, del centrodestra o del centrosinistra? Diciamocelo Sono contro chiaramente. Salvini, Io penso che Ma veloce. se qualcuno facesse l'analisi del DNA, qualcuno di centrodestra ieri in piazza lo troverebbe sicuramente. Per curiosità? Però sicuramente le sardine non stanno con Salvini, questo credo che mi pare palese, però ripeto, stanno soprattutto dalla parte di un'Italia che deve rimettersi in moto, cioè non sono un'onda di manifestazione negativa solo per lamentarsi, Ecco. vogliono qualcosa di concreto da noi, inteso come tutto il mondo della politica. Ecco, allora la mia domanda è questa, noi pensiamo a tantissimi posti di lavoro, nel 2019, nel primo semestre, gennaio, quindi 2019, giugno 2019, si sono perse 6.500 imprese artigiane, poi appunto abbiamo citato Whirlpool, Mercatone 1, Alitalia, l'ex Ilva, e poi arrivano queste multinazionali che si prendono il know-how e lasciano a casa, Certo, fuori dai cancelli, i nostri dipendenti, i nostri operai, il nostro tessuto sociale e lavorativo. Rapido perché ho 2 minuti, poi volo via. È un problema gigantesco che secondo me si proporrà sempre con maggior presenza. Io mi aggiungo diciamo, al lungo elenco che faceva prima e che condivido Sandonà, e pensiamo se, alla luce di tutte quelle cose che sono state dette, un giovane oggi possa trovare le energie per mettersi in discussione, perché la nostra prospettiva futura, per tutte le motivazioni che sono state elencate, è in negativo, cioè uno gli viene l'ansia, si ferma lì e dice vabbè, oggi lo lascio passare così e domani vedo cosa fare. Pure se sono in età fertile mi faccio delle domande. È chiaro che invece noi, come dire, proviamo a metterci in discussione quotidianamente, però ci vogliono dei segnali più forti che arrivano anche da parte sicuramente insomma, della politica a tutti i livelli. Allora io devo praticamente chiudere, però senta Ferrari, la cosa importante è la battaglia per le donne, non perché sono donne, ma perché è una questione di rispetto e di coscienza civile e sociale. È possibile che la donna un domani possa dire anche liberamente faccio la casalinga, mi prendo uno stipendio come casalinga? Uno Stato normale potrebbe prevederlo quello, o potrebbe prevedere una maternità alla Tigre Baltica, cioè di 3 anni a stipendio in pieno, non al 30%. Tutto quello che va nella direzione del riconoscimento del lavoro di cura io penso che sia una cosa assolutamente giusta e condivisibile, dalla dimensione previdenziale, perché c'è anche quell'aspetto lì importante, a quella diciamo così più ampia e sociale. Quindi sicuramente la condizione femminile è, lo diciamo sempre, la cartina al tornasole del grado di civiltà e di modernità di un paese. Abbiamo ancora tanta strada da fare. Abbiamo tanto da imparare. Io ringrazio tutti i nostri telespettatori, chi ci ha chiamato, chi ci ha seguito, chi ci guarderà anche in replica. Ringrazio davvero molto Luciano Sandonà, consigliere della Lega della Regione del Veneto. Grazie a voi, buongiorno. Insisto con questa età fertile e riproduttiva. Ho spiegato di grazie che sono nel DEF regionale. Grazie a Vittorio Ivis, segretario provinciale del Grazie Partito a voi, Democratico, obiettivo osservatore delle sardine, anche dello stile delle sardine. E ringrazio davvero molto Cristian Ferrari, segretario generale della CGIL del Veneto, che porta avanti le istanze di tutti. Noi torniamo domani, arrivederci.